A quale tipo di persona consiglierei di fare video marketing? A tutti gli agenti immobiliari, dai più giovani alle persone che hanno tantissima esperienza, perché la possibilità che ci dà in questo momento gli strumenti quali YouTube, Instagram, TikTok o comunque anche Facebook sono veramente qualcosa di eccezionale. L'esperienza che puoi trasmettere, l'aiuto che puoi dare, perché il video fine a se stesso non funziona, devi avere una passione per farlo e devi dare qualcosa alle persone, perché se fai il video solamente per far vedere la casa, sì, fai parte degli agenti che fa video marketing, giusto per mettere un prodotto in più a disposizione, ma mettersi a nudo davanti alle persone fa capire un agente immobiliare cosa fa, chi è, quali caratteristiche ha, professionalmente se è preparato o meno e poi farti scegliere dalle persone. Come dicevo all'inizio, se non hai la possibilità di essere il primo quando esce fuori sulle piattaforme di pubblicità degli immobili, puoi essere il primo della tua zona se ti fai conoscere attraverso questi mezzi che sono potenti. Ricordiamoci che alla sera tutti noi, quando andiamo a letto, la prima cosa che facciamo è aprire il cellulare, guardare tutte le interazioni, mettere mi piace, non mi piace, guardare come si fa una pasta asciutta con un determinato tipo di prodotto o, come vi dicevo, cambiare la batteria a un gioco. E le persone quando ti guardano e vedono che sei trasparente e magari anche che dimostri la tua professionalità, se sono vicine a te ti chiamano. Per cui io dico a tutti gli agenti immobiliari, mettetevi in gioco, non è la RAI, nel senso che sicuramente i primi video e anche insomma, più dopo non è che sono là tutti a guardare e aspettano che il tuo video esca, però pian piano può crescere la tua autostima nel far video, ti fai conoscere, poi qualcosa passo dopo passo entri nelle case delle persone a cui sei più vicino e che hanno bisogno di te nella tua zona. Quindi a chi consiglio di fare video marketing? A tutti gli agenti immobiliari.